1,5 milioni di euro per Agrigento, risultato importante per il centro storico della città grazie ad un emendamento presentato durante la finanziaria approvata qualche giorno addietro. Il contributo si aggiunge ai 2 milioni di euro destinati dall'assessore regionale agli enti locali Zambuto per la riqualificazione di alcune aree del centro storico agrigentino. A scriverlo in una nota i deputati Riccardo Galla e Margherita Larrocca Ruvolo, che sottolineano l'impegno del gruppo azzurro verso la città di Agrigento ed il suo centro storico. Rappresentano ulteriormente la testimonianza che Forza Italia e il governo regionale hanno verso la città dei templi. Passo successivo dovrà essere la redazione e la scelta dei progetti a disposizione, individuando eventualmente le priorità di intervento rispetto ad altre urgenti problematiche. Una scelta forte verso l'amministrazione civica di Agrigento con il partito di Forza Italia, che d'opposizione ha un ruolo critico, costruttivo e di stimolo nell'interesse della città e dei cittadini. Lo scrivono sempre in una nota i consiglieri Civiltà, Cantone e Gramaglia.